Gli accampati di Porta Pia arrivano in Veneto e piantano le tende nel cuore di Padova, davanti a Palazzo Moroni e di fianco al Caffè Pedrocchi, simbolo di un risorgimento che oggi è più che mai lontano. Eppure, a modo loro, anche questi sono moti, piccole rivoluzioni che fanno il verso agli indignados iberici e all'Occupy Made in USA. L'onda lunga dell'emergenza casa investe anche il nord-est, la crisi mette in ginocchio le famiglie, l'emorragia della disoccupazione porta chi è rimasto senza reddito a non potersi più permettere un tetto sulla testa. Sono mamma di 3 figli e io il 18 novembre mattina, cioè lunedì mattina, io sono fuori di casa senza nessuna promessa da parte del comune, cioè non hanno nessuna soluzione per me e per la mia famiglia. Siccome io sono 65 anni, sono licenziato 2 anni fa, non prendo né assistenza sociale né disoccupazione, niente, sono scoperto e vivo con 450 euro al mese, diciamo, no? Non so neanche io come sono e cosa faccio con quelli. Se in Italia nell'ultimo anno si contano 220.000 sfratti, in Veneto sono 12.000, vale a dire il 5,5% del totale nazionale, ma il 90% degli sfratti è il risultato di morosità incolpevoli. Il 90% degli sfratti nel nostro paese, non lo diciamo noi, lo dice il governo italiano, sono per morosità incolpevole. In questi ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale degli sfratti a causa della crisi, il fatto che la gente non riesce più a pagare l'affitto o il mutuo perché ha contratto per l'acquisto della casa semplicemente perché ha perso il lavoro. In Italia nei prossimi 5 anni sono previsti altri 250.000 sfratti, 14.000 solo in Veneto. Insomma, l'emergenza va affrontata, non si può più rimandare. Chiederemo al prefetto una moratoria sugli sfratti in provincia di Padova per l'inverno. Questa è la prima richiesta che facciamo. E poi naturalmente chiediamo che le case che sono state messe in vendita dagli enti pubblici, dall'Ater ma anche dai comuni, e le case che sono state assegnate impropriamente vengano rimesse a disposizione dell'emergenza abitativa.